Un saluto a tutti gli appassionati di calcio giovanile. Oggi vi proponiamo la gara tra la Virtus e l'Arzignano per il campionato allievi regionali Elite Under 17 che si è svolto a Poiano. Ecco il servizio. Quinta giornata del campionato allievi regionali Elite Under 17 Girone A. Sorteggio con distanziamento. Il calcio d'inizio è della Virtus. La prima azione dell'Arzignano. Masiero fa partire un tiro dal limite dell'area di rigore che termina di poco a lato. Subito dopo un'azione corale dell'Arzignano che porta al tiro Morello. Albertini blocca terra. Cross alla fascia di Matiz e Campedelli tira al volo. Nardi alza in angolo. Al 21esimo ancora una bella azione dell'Arzignano. Morello tira dal limite ed Albertini respinge. 2 minuti dopo Masiero mette un cross in area, Albertini respinge con i pugni, Biasin conclude al volo, Albertini si oppone e Morello in posizione di fuorigioco mette in rete. L'arbitro annulla. 27esimo. Brunelli per Campesato che riesce a restituire la palla al compagno. Brunelli tira ma Cerato respinge la conclusione. Piana cerca il filtrante in aria per Morello, si ritrova la palla sul piede e dopo una bella finta mette il pallone in rete per il vantaggio. Al 38esimo Campedelli si libera al limite per il tiro, Nardi blocca. 41esimo, Penzo ci prova dal limite ed Albertini in tuffo devia in angolo. Il secondo tempo riprende con la battuta dell'Arzignano. Al quinto cross di Matiz, schizzata di testa di Capitanio e Doro prova la conclusione al volo ma Nardi si oppone. Matiz batte in una punizione dalla linea di centrocampo, la palla giunge a Campesato che conclude al lato. Al 13esimo ammonito Conti. 17esimo, Morello ci prova dalla lunga distanza. 19esimo, ammonizione per Saccomanni. Al 25esimo Morello mette in area per Biasin che batte a colpo sicuro, ma Albertini respinge con i piedi. Al 31esimo Fantini ci prova dal limite, Nardi devia in angolo. 2 minuti dopo ancora Fantini ci prova dal limite di sinistro, Nardi blocca. 36esimo ancora Biasin prova la conclusione che Albertini blocca. 38esimo posizione in aria e Fantini prova a mettere in rete, ma Nardi si oppone di piede. 1 minuto dopo Capitanio prova la conclusione che termina alta sulla traversa. In pieno recupero Saccomanni schizza di testa un calcio d'angolo, ma Doro e Peretti non raggiungono la sfera per questione di centimetri. Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus nonostante la mole di gioco prodotta e le tante occasioni create. L'Arzignano è stato ordinato e cinico. Risultato finale: Virtus 0, Arzignano 1. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.